Ciao tifosi del Napoli! Benvenuti in un altro video del nostro canale, dove vi portiamo gli aggiornamenti più recenti e più interessanti sulla nostra amata squadra. Oggi approfondiamo una notizia che sta facendo molto parlare di sé dietro le quinte del mercato, il possibile acquisto di Scott McTominay da parte del Napoli. Quindi, se siete curiosi di conoscere tutti i dettagli su questa trattativa e cosa potrebbe significare per il futuro del club, restate con noi. Cominciamo con quello che sappiamo finora. Secondo Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sport Italia, il Napoli è fortemente impegnato per assicurarsi l'acquisto del centrocampista del Manchester United Scott McTominay. Pedullà ha sottolineato che i contatti tra il Napoli e il giocatore sono stati continui e molto positivi. McTominay, classe 1996, ha espresso il desiderio di giocare in Serie A e il Napoli sta facendo di tutto perché quel sogno diventi realtà. McTominay è un giocatore che si è distinto nel panorama europeo e secondo Pedullà il Napoli è disposto ad andare avanti con la trattativa, a prescindere dalla situazione di Victor Osimhen, oggetto di indiscrezioni. L'idea è quella di chiudere la trattativa il più rapidamente possibile per assicurarsi che il centrocampista sia a bordo la prossima stagione. McTominay attualmente guadagna circa 4 milioni di euro all'anno più bonus e il Napoli sta studiando approfonditamente questi dettagli. Sebbene il valore di cessione possa inizialmente sembrare alto, l'aspettativa è che il prezzo possa scendere intorno ai 20 milioni di euro, oltre ad eventuali bonus. Questo rappresenta un investimento importante, ma anche un'opportunità per il Napoli di rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore di grande qualità. È interessante notare che McTominay ha già rifiutato offerte di altri club, compreso il Fulham, che stanno valutando altre opzioni. Ciò dimostra l'impegno del giocatore nel trovare una nuova sfida in Italia e la voglia del Napoli di non perdere questa occasione. La squadra di Aurelio De Laurentiis va avanti con cautela, ma con la certezza che questo sia un passo importante per il futuro della squadra. Ora il Napoli deve affrontare la sfida di mantenere lo slancio nella trattativa e di non perdere l'occasione a causa di possibili ritardi legati ad altri trasferimenti, come quello di Osimhen. La situazione sta evolvendo rapidamente e, come sottolinea Pedullà, è fondamentale che la società sia a conoscenza di ogni sviluppo, magari anche su base giornaliera o oraria. Insomma, il possibile acquisto di Scott McTominay da parte del Napoli si preannuncia come una delle mosse più importanti del mercato per il club. Con contatti continui e positivi, il Napoli è determinato a portare a termine questa trattativa e a rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore che ha dimostrato grandi potenzialità e voglia di giocare in Serie A. Restate sintonizzati sul nostro canale per ulteriori aggiornamenti su questa e altre novità del Napoli. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti per non perdere nessun dettaglio di ciò che accade con il nostro team. Se hai opinioni o previsioni su questo trasferimento, lascia il tuo commento qui sotto. Parliamo del futuro del Napoli e dell'impatto che McTominay potrà avere sulla squadra. Alla prossima e forza Napoli!